Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Campobello di Mazara ricorda la cattura 2 anni fa di Messina Denaro con una manifestazione contro la mafia e per la legalità. In prima fila giovanissimi delle scuole del paese dove il boss si nascondeva. Sarà interrogato domani Salvatore Virgilito, il presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Catania, protagonista dell'arresto shock di ieri a Messina. Avrebbe consentito a una famiglia mafiosa di continuare a gestire beni confiscati. C'era una volta il contrabbando di sigarette e c'è ancora, sgominate dai finanzieri di Palermo, 2 organizzazioni di trafficanti, 16 arresti disposti dalla Procura europea, sequestrate 22 tonnellate di tabacchi. Nuove polemiche ad Agrigento, capitale della cultura, un dipinto della mostra curata da Sgarbi non sarebbe un'opera originale del Perugino. Riparato intanto il tetto del Teatro Pirandello, sabato la mostra con Mattarella. Ospedali nella bufera, attese gli ispettori regionali a Villa Sofia a Palermo. Le opposizioni tornano a chiedere le dimissioni dell'assessore Volo. Intanto a Catania nuova aggressione a un infermiere, questa volta del Policlinico. E intanto, sempre a Catania, per una visita radiologica al San Marco, una paziente dovrà aspettare 1 anno, fino a gennaio 2026. Cinema, TG Sicilia, Ficarra e Picone, con Roberto Andò, regista del loro nuovo film L'Abbaglio. Calciomercato, Andrea Dini è il nuovo portiere del Catania. Per l'ex Catanzaro, contratto di 1 anno e mezzo. Bentrovati. Campobello di Mazara ricorda la cattura 2 anni fa di Messina Denaro con una manifestazione che raccoglie i giovanissimi delle scuole nel segno della libertà e della legalità grazie al protocollo con il Parlamento della legalità internazionale. Gli scritti dei ragazzi contro Cosa Nostra e la cultura mafiosa sono raccolti in un volume presentato a Montecitorio. La nostra inviata a Campobello, Roberta Lunghi. Campobello di Mazara, l'Istituto Pirandello, ricorda i 2 anni dalla cattura di Matteo Messina Denaro nel segno della legalità e lo fa con un'iniziativa che parte da Montecitorio e arriva fino a Campobello di Mazara. I bambini di Campobello vogliono libertà, sono emblema di innocenza e speranza per il futuro e sono ciò che sarà Campobello di Mazara, che fatica a lavare il legame con il boss catturato. Campobello adesso possiamo dire che è un posto migliore. Adesso Campobello è felice e sereno, non siamo più sotto i riflettori continuamente. È stata una conquista sia per i poliziotti sia anche per noi, perché diciamo è una sicurezza che non c'è più lui. I loro scritti nel volume Fotografando l'anima sono arrivati a novembre scorso nella nuova aula dei gruppi parlamentari a Montecitorio, grazie al protocollo d'intesa firmato tra Campobello e il Parlamento di legalità internazionale, presieduto da Nicolò Mannino. E se vogliamo distruggere la mafia, dobbiamo distruggere il mafioso che c'è dentro ciascuno di noi, che si chiama arroganza, cattiveria, egoismo, prepotenza, e i bambini chiedono verità e giustizia. Oggi che c'è la consapevolezza e la certezza di esserci liberati da questo stragista giovane, devono coglierne l'essenza principale, che è la loro libertà, la loro voglia di poter vivere felicemente in un territorio senza essere condizionati da niente e da nessuno. Legalità come risposta alla cultura mafiosa. I bambini hanno le idee chiare. Viva la legalità! A Caltanissetta, a processo per depistaggio, 2 ex generali dei Carabinieri accusati di non avere dato il giusto peso a rivelazioni che avrebbero potuto portare a suo tempo alla cattura del capomafia Bernardo Provenzano. Alla sbarra anche un ex poliziotto, Rita Cinardi.
È iniziato dinanzi al Tribunale di Caltanissetta il processo a carico di 2 ex generali dei Carabinieri in pensione accusati del reato di depistaggio. Sono gli ufficiali Angelo Pellegrini, 82 anni, storico collaboratore del giudice Giovanni Falcone, e Alberto Tersigni, entrambi per anni in forza alla direzione investigativa antimafia. Secondo la procura di Caltanissetta avrebbero ostacolato le indagini a riscontro delle dichiarazioni del pentito Pietro Riggio, ex agente della polizia penitenziaria, poi arrestato con l'accusa di essere legato a clan mafiosi. Secondo l'accusa, i 2 ex ufficiali non avrebbero dato il giusto peso alle rivelazioni di Riggio, che avrebbero potuto invece portare alla cattura dell'allora latitante Bernardo Provenzano, così come non avrebbero dato riscontro alle dichiarazioni relative a un progetto di attentato all'ex giudice del pool antimafia Leonardo Guarnotta. Proprio il pentito Pietro Riggio sarà sentito nella prossima udienza fissata dal presidente della Corte Francesco D'Arrigo per l'11 febbraio nell'aula bunker del carcere Malaspina di Caltanissetta. Alla sbarra anche l'ex poliziotto Giovanni Peluso, imputato di concorso esterno in associazione mafiosa. Secondo la procura avrebbe agevolato Cosa Nostra favorendo la latitanza del boss corleonese. Sarà interrogato domani Salvatore Virgillito, il presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Catania, arrestato nel blitz dell'antimafia di Messina. In qualità di amministratore giudiziario avrebbe consentito a una famiglia mafiosa di Barcellona Pozzo di Gotto di continuare a gestire beni confiscati. Lorena Dolci. Attivo e pienamente consapevole. È così che i magistrati definiscono il presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Catania, Salvatore Virgillito, tra i 15 arrestati dai blitz antimafia della DDA. In qualità di amministratore giudiziario nominato dal Tribunale per gestire un'azienda confiscata alla mafia, avrebbe invece lasciato ampio spazio di manovra ai titolari, la famiglia Ofria, legata al clan di Barcellona Pozzo di Gotto. Così il procuratore capo di Messina. Che si ritiene abbia omesso con dolosa compiacenza una serie di interventi e di segnalazioni alle autorità giudiziarie che forse avrebbero consentito di intervenire tempestivamente per impedire questo disegno criminoso. I reati contestati sono fra gli altri concorso in associazione mafiosa e peculato. Nelle intercettazioni video e audio acquisite nell'ordinanza si vede Virgillito che incontra i componenti della famiglia Ofria, peraltro sempre presenti nei locali dell'azienda di autoricambi, che faceva solo formalmente capo allo Stato. Fra le righe dell'ordinanza si legge anche il sospetto di un tentativo di depistaggio, con la denuncia da parte del presidente dei commercialisti catanesi di un registro andato perduto per allagamento. Un arresto eccellente che travalica i confini della provincia di Messina per il ruolo di Virgillito e per i numerosi incarichi di amministratore giudiziario ricoperti, non ultimo quello della Sicula Trasporti, la società che gestisce la discarica di Lentini, il più grande impianto per la raccolta rifiuti della Sicilia orientale confiscata alla famiglia Leonardi. Virgillito, che domani sarà interrogato, era stato coinvolto anche nell'inchiesta per bancarotta fraudolenta, finita con la condanna di Antonio Pogliese, anche lui noto commercialista e padre dell'allora sindaco di Catania Salvo. Contrabbando di sigarette tra Tunisia, Palermo e Napoli. 16 arresti e 22 tonnellate di sigarette sequestrate. 2 le organizzazioni attive per l'importazione di tabacchi lavorati dal Nord Africa e dall'Est Europa. Marco Gulà. Le sigarette arrivavano dal Nord Africa e dall'Est Europa, dove 2 bande, una diretta da un tunisino e un'altra da un palermitano, che poi stoccava la merce nei magazzini per rivenderla in tutta la provincia. Blitz questa mattina tra Palermo, Trapani e Napoli, dove la Guardia di Finanza ha arrestato 16 persone per il reato di associazione per delinquere transnazionale finalizzata al contrabbando di sigarette, e poi è seguito un sequestro di beni per €1 milione. Il tunisino, a capo di una delle organizzazioni attiva prevalentemente tra Marsala, Mazara e Petrosino, si sarebbe occupato dell'importazione di sigarette di contrabbando dalla Tunisia utilizzando delle imbarcazioni da pesca. Il palermitano invece avrebbe importato grossi quantitativi di tabacchi esteri attraverso la mediazione di 3 napoletani che lo avrebbero aiutato. Una collaborazione accertata dalle Fiamme Gialle che per 2 anni hanno lavorato su questo fronte. 22 tonnellate di bionde sequestrate delle marche Marlboro, Winston, Regina,
Merit, Chesterfield, Philip Morris, che se immesse sul mercato avrebbero garantito un profitto illecito di circa 4 milioni di euro. Le investigazioni hanno inoltre consentito di accertare la sproporzione dei beni di proprietà degli indagati e il loro reddito. Da qui il sequestro per circa 1 milione. Un business, quello delle sigarette di contrabbando, che continua ad essere molto sfruttato dalle organizzazioni criminali. A Vittoria, 2 giovani a bordo di uno scooter sfuggono a un controllo della polizia e finiscono contro un'auto in transito. Il giovane quindicenne alla guida è in condizioni gravi, ricoverato in rianimazione. L'altro ha una frattura al femore. Piena confessione ai magistrati di Giosuè Fogliani, il giovane che ieri ha ucciso la madre a Messina. La vittima, Caterina Pappalardo, era molto conosciuta in zona e c'è sgomento per la sua tragica fine. Francesco Triolo. 3 ore di interrogatorio ieri sera per Giosuè Fogliani, il giovane di 27 anni che ha ucciso la madre Caterina Pappalardo ieri a Messina. 3 ore nelle quali ha ammesso al sostituto procuratore Massimo Trifiro le sue responsabilità e raccontato cosa è accaduto nell'appartamento al 3° piano della centralissima via Cesare Battisti. A cominciare dalla telefonata della mattina alla madre che si trovava ad un funerale per chiederle di passare da casa sua per una sistemata, per preparare il pranzo. Accadeva spesso, il giovane viveva da solo e la madre andava di tanto in tanto. Quindi la lite per questioni economiche, come spesso accadeva, così come hanno confermato alcuni vicini. La discussione stavolta però sarebbe degenerata, il giovane ha utilizzato uno spray urticante, avrebbero iniziato a spintonarsi, quindi la furia del 27enne con una trentina di coltellate alla madre, che in zona era conosciuta, frequentava la vicina Basilica di Sant'Antonio. Siamo rimasti anche noi sbalorditi, scioccati, perché la conoscevamo, frequentava spessissimo anche la nostra basilica, una donna di chiesa, una donna religiosa, molto disponibile, generosa, anzi tra qualche giorno doveva prendere proprio anche il ruolo di volontaria con i nostri bambini per aiutarli, ecco, quindi era molto disponibile. Sì, molto educata, molto gentile, ma anche lui, non abbiamo nulla da dire. Cioè non ho parole, dico, una famiglia per bene. E lei era sempre serena, sempre tranquilla, mai non si pensava a una cosa del genere, non si pensava, che una persona garbata, una persona buona, molto buona. La polizia ha sequestrato il coltello e 3 bombolette di spray urticante. L'avvocato del giovane, Daniele Straface, chiederà la perizia psichiatrica. Domani è prevista l'udienza di convalida dell'arresto e dovrebbe essere anche effettuata l'autopsia sul corpo della donna. Ad Agrigento, nuovo capitolo delle polemiche legate all'anno italiano della cultura. Un dipinto della mostra curata da Sgarbi non sarebbe un'opera originale del Perugino. Sentiamo Luca Siliberti. Ci sarebbe anche una crosta tra i tesori di Agrigento, capitale della cultura 2025. Una nuova polemica dunque che investe la città dei Templi relativa ad un'opera esposta nella mostra Tesori d'Italia patrocinata dall'Ente Parco Valle dei Templi. Uno dei quadri esposti nell'evento curato dal critico Vittorio Sgarbi, la tela del martirio di San Sebastiano attribuito dal critico al Perugino, secondo alcuni esperti assomiglierebbe molto ad un'altra tela, quella battuta all'asta a Parigi nel 2010 ma attribuita solamente a un allievo della bottega del Perugino. La tela che Sgarbi ha esposto ad Agrigento sarebbe rimasta 2 anni nel laboratorio di Gianfranco Mingardi, lo storico restauratore di oltre 200 opere di Sgarbi, tra cui le opere di Manetti e de Boulogne, per cui Sgarbi risulta indagato a Imperia e Macerata. Dicevamo, l'ennesima polemica. Durante la presentazione ufficiale a Roma ha fatto molto rumore l'assenza in contemporanea del ministro Giuli e del presidente Schifani. Prima le durissime parole di buttafuoco sui ritardi, in generale la sensazione diffusa che la città non si sia preparata adeguatamente a questo importante e prestigioso evento. Agrigento è distante dai 2 principali aeroporti siciliani, Catania e Palermo, rispettivamente separata da 150 e 180 km. La viabilità è spesso compromessa da cantieri e disagi, difficile poi contare sui treni come alternativa. Il sindaco però spazza via le polemiche e dice: i fatti ci daranno ragione. E il primo risultato in effetti arriva. La fondazione del Teatro Pirandello, lo stesso che ospiterà sabato il presidente Mattarella, comunica che il tetto, dal quale sabato scorso pioveva acqua sopra gli orchestrali durante un concerto, è stato riparato. Con i tempi che corrono, per Agrigento è già un primo successo.
Sanità adesso, continua il silenzio dell'assessore regionale Volo sul caso degli ospedali siciliani nell'occhio del ciclone per le lunghe attese e anche per le morti sospette. Intanto ancora un'aggressione a un infermiere al Policlinico di Catania. Manlio Viola. Sono passate 48 ore dalla convocazione a Palazzo d'Orléans del manager dell'ospedale Villa Sofia Cervello nell'occhio del ciclone dopo i disservizi nell'area di emergenza e al trauma center e nessun'altra testa è caduta oltre le dimissioni del direttore sanitario Rizzo. Come era filtrato a margine dell'incontro, pur senza nessuna ufficialità, non ci sono contestazioni o richieste a colletti da parte della regione. Dall'assessorato alla sanità invece si conferma che al presidio ospedaliero arriveranno gli ispettori, ma quando e come non è dato saperlo. A confermare l'invio era stato il dirigente generale Salvatore Iacolino, a margine di alcune precisazioni fatte sulla fuga di notizie relative alla sua riservata personale al presidente Schifani proprio sui disservizi. L'ispezione non sarà preannunciata, precisano dall'assessorato, né sarebbe utile che arrivasse ora, alla luce anche della riorganizzazione in corso, così come annunciata da Colletti a Schifani. Sul fronte politico però le opposizioni tornano a chiedere la rimozione dell'assessore Giovanna Volo, che ancora oggi resta in assoluto silenzio. Il PD chiede di mandare a casa anche il dirigente Iacolino. Al governatore viene poi chiesto un dibattito d'aula all'ARS sulla situazione della sanità. Ma adesso i 5 Stelle rilanciano. Schifani abbia un sussulto d'orgoglio, dice il capogruppo De Luca. Mandi a casa tutti i manager, azzero tutto e ricominci da capo. Ma nel frattempo gli ospedali sembrano diventare sempre più campi di battaglia. L'ultima aggressione al pronto soccorso del Policlinico di Catania, dove una 45enne è stata bloccata ed arrestata dalla polizia per lesioni, minacce e interruzione di pubblico servizio, dopo aver colpito un infermiere perché stanca di attendere il proprio turno in barella. E adesso la doppia disavventura di una paziente fragile catanese. Si parla tanto di prevenzione e invece per una visita radiologica all'ospedale San Marco dovrà aspettare gennaio, ma del 2026. Tonino De Mana. In Sicilia la sanità non esiste. È l'amara constatazione di Daniela Alberti, catanese, che all'età di 55 anni ha già sconfitto 2 tumori. Persona fragile, per lei la prevenzione è fondamentale. Peccato però che da queste parti è un optional. Ho contattato la mia dottoressa e mi diceva che avevo necessità di fare una visita reumatologica. Contatto tramite il CUP l'ospedale presidio ospedaliero San Marco, dove rimango in attesa per parecchio tempo, ma alla fine mi reputo fortunata perché riesco a parlare con la signora, dove mi dice questo accade l'8 di gennaio del 2025, dove mi dice che c'è disponibilità per il 28 di gennaio, però poi alla fine mi dice guardi che è 2026, c'è un po' di attesa, quindi io sono veramente senza parole. Eppure il Policlinico di Catania ha lanciato una nuova iniziativa con il duplice obiettivo di implementare i servizi radiologici e azzerare le liste d'attesa per le prenotazioni nel 2024 tramite il CUP. Sarà così e quindi verrà chiamata la signora Daniela? Ah, ovviamente, io me lo auguro come miracolo di Natale, magari siamo un po' dopo Natale e ancora potremmo rientrarci. Me lo auguro per me e per chi ne ha di bisogno. Magari il miracolo di Sant'Agata. Ah, vero, dimenticavo. Ma i guai, si sa, non vengono mai da soli e allora la signora Daniela ci racconta un'altra sua disavventura in ambito sanitario. Ho prenotato in una struttura privata ma convenzionata col Servizio Sanitario Nazionale a ottobre, dove mi danno appuntamento il 2 di dicembre, un lunedì alle ore 16, mi presento, signora sono mortificata, il budget è finito. Sono tante le segnalazioni già arrivate al nostro numero di WhatsApp 342 74 55 005. Noi vi daremo voce e accenderemo un faro sulla precaria sanità siciliana. Continuate dunque a dirlo al vostro TG. Adesso altre notizie. Oggi sciopero nazionale dei lavoratori metalmeccanici che hanno incrociato le braccia per 8 ore in adesione allo sciopero proclamato dalle sigle sindacali FIM, FIOM e UILM. La protesta anche in Sicilia con diversi sit-in, come vedete, in tutte le province. Nelle immagini quello di Messina sotto la sede di Sicindustria. Lo sciopero, indetto a livello nazionale, è stato deciso dopo la rottura delle trattative con Federmeccanica per il rinnovo del contratto collettivo nazionale. Tra i punti contestati il rifiuto delle controparti di accogliere la richiesta di un aumento di 280 euro, la riduzione dell'orario a 36 ore e le garanzie per i lavoratori in caso di cambio di appalto.
C'è una notizia di cronaca arrivata poco fa, tentata rapina violenta in via Roma a Palermo. Un uomo di 68 anni è stato bloccato da un malvivente armato di spranga, il rapinatore lo ha minacciato, ha cercato di farsi consegnare il portafoglio, la vittima ha reagito e l'aggressore lo ha colpito alla testa con la spranga e poi è fuggito. La vittima ha una ferita alla testa e si trova in osservazione. Quello che vedevate prima è la fiaccolata di ieri sera a Montevago in ricordo delle vittime del terremoto che nella notte tra il 14 e il 15 gennaio del 68 ha fatto quasi 300 morti devastando la valle del Belice. Una corona d'alloro è stata deposta davanti al monumento per le vittime del sisma, poi in corteo, come vedete, fino al Giardino della Memoria, un luogo anche di rinascita che sarà valorizzato nell'ambito di Agrigento, capitale della cultura. Ancora forte maltempo in Sicilia. Per venerdì è atteso un peggioramento del meteo con abbondanti piogge e raffiche di vento fino a 100 km all'ora. Intanto l'Etna è sempre più bianco. Francesco Aloi. Il forte maltempo è il protagonista indiscusso di questa settimana. La Sicilia, anche oggi colorata di giallo, sta facendo i conti con pioggia, freddo e soprattutto vento. E sarà questo il trinomio che caratterizzerà anche i prossimi giorni, secondo gli esperti almeno fino a domenica. Dovrebbe raggiungersi venerdì il picco di quest'ondata. L'aria depressionaria tra Tunisia e Sicilia e piogge molto abbondanti, soprattutto tra Messina, Catania e Siracusa. Ma chi uscirà di casa non potrà aprire nemmeno l'ombrello, perché si prevedono venti con raffiche anche superiori ai 100 km orari. Attenzione lungo le coste. Gli esperti infatti stimano onde alte fino a 6 metri. Intanto questa perturbazione sta portando altra neve sull'Etna. Qui siamo a Piano Provenzana, a 1800 metri, immersi nel bianco. Ottima notizia quindi per gli sciatori, con gli impianti nord pronti a riaccoglierli. Aperta anche la seggiovia e con le strade di accesso imbiancate sono ore di duro lavoro per i mezzi spazzaneve. Per chi sale in quota, tra le attrezzature non dimenticate le catene. Cinema, Ficarra, Piccone e Toni Servillo tornano nelle sale con il film L'Abbaglio, ancora una volta diretti dal regista palermitano Roberto Andò. La pellicola racconta lo sbarco in Sicilia dei 1000 di Garibaldi. Abbiamo incontrato i protagonisti nell'anteprima catanese. C'era per noi Eva Spampinato. E mi dovrebbero dare la medaglia di eroe. Eroe con sta faccia. Utilizzo le parole di Roberto Andò. I vostri sono due personaggi che avevano un appuntamento con la storia ma non lo sapevano. Noi infatti, per non sbagliare come te, nel film abbiamo utilizzato solo parole di Roberto Andò. L'ironia di Ficarra e Piccone è un elemento imprescindibile dei loro caratteri, ma nell'Abbaglio, dal 16 gennaio al cinema, la comicità pura lascerà spazio alla storia. Fuoco! Dopo lo straordinario successo della Stranezza, il regista palermitano Roberto Andò arruola, è proprio il caso di dirlo visto la trama del film, nuovamente Valentino Piccone, Salvo Ficarra e il maestoso Toni Servillo. Sono anche loro, questi 3 attori, che mi hanno provocato l'idea di fare questo film. Purtroppo fu ferito, una fatalità. Ieri l'anteprima catanese del film che racconta lo sbarco dei 1000 di Garibaldi in Sicilia per liberare l'isola dal dominio borbonico e realizzare l'unità d'Italia, con speranze, ideali ma anche promesse mancate. Racconta un episodio trascurato, un retroscena. Garibaldi chiede a questo colonnello Orsini, che interpreta Toni Servillo, di fare una manovra diversiva. Ficarra e Piccone si trovano nel mezzo della storia un po' per caso. Sono un po' cialtroni. Uno dei due nella vita lo è pure. Cialtrone. E uno dei due fa il baro. Tra leggerezza e storia, la pellicola parla tanto dei siciliani. Perché ne parlano tutti male? Parla anche in siciliano. Non l'unità Palermo-Catania all'autostrada, l'unità d'Italia, quella è un'altra cosa. Senti, se questa cosa c'era nei a Garibaldi, è troppo bella. Domani ne fanno capitale Palermo. Da non perdere, è il momento della nostra pausa. Tra poco per il calciomercato il primo acquisto di gennaio del Catania, che ha un nuovo portiere. State con noi, vi aspettiamo.
Calcio, tanto mercato in questi giorni per le siciliane che lavorano su più fronti per rafforzare le rose. Il Catania ha scelto il portiere, è Andrea Dini, ex Catanzaro. Francesco Triolo. Rumors e voci di trattative che fanno percepire come il calciomercato stia scaldando i suoi motori. A Palermo l'arrivo di Ossi ha cambiato le strategie e soprattutto la ritrovata vena di Brunori ha messo l'attaccante fuori dalla lista dei partenti, anche se i rosanero qualcosa in attacco dovranno fare. Piace ad esempio a Dorante della Juve Stabia. Qualcosa si farà anche per Laporte e si fa insistentemente il nome di Silvestri della Sampdoria. In uscita invece c'è Saric che continua ad avere richieste soprattutto dalla Turchia. A proposito di portieri, il Catania potrebbe a breve ufficializzare l'ingaggio di Dini, l'ex del Catanzaro e il prescelto. L'affare è stato definito con 1 anno e mezzo di contratto per il giocatore. È il primo tassello in entrata dopo le cessioni della settimana scorsa. Adesso si lavora sul mercato dei difensori, una priorità visto l'infortunio di Di Gennaro e Gherardi è dato in partenza. Si aspettano le cessioni degli esuberi invece per perfezionare i colpi a centrocampo con Garetto e in attacco con Spendi. A Trapani il presidente Antonini prepara un paio di colpi. In serata si dovrebbe chiudere per l'esterno offensivo del Lecce Dario Daca nel giro della nazionale Under 20 e per il terzino sinistro Daniele Liotti dell'Avellino. Ad un passo la chiusura dell'accordo per Anatriello del Messina, su cui si erano fiondati Avellino e Crotone. Domani il giocatore di proprietà del Bologna dovrebbe firmare per i Granata. Tra i pari possibile lo scambio tra Seculin e Fiorillo con la Salernitana. A Messina l'ufficializzazione del direttore sportivo Domenico Roma dovrebbe dare il via ad una piccola rivoluzione. Detto di Anatriella al Trapani, in uscita ci sono Rizze ed Ortisi, direzione Altamura, Frisenna al Crotone e Petrungaro al Potenza. In entrata è vicino il centrocampista Jacopo Dezzi, classe 92, svincolato dopo l'esperienza dello scorso anno a Padova, e il ritorno del difensore Dumbravano, prima parte della stagione alla Lucchese. Per l'attacco piace l'esterno Federico Ricci, in uscita dal Perugia, ma c'è da trovare l'accordo economico, mentre si lavora sempre per Monaco del Catania in difesa, dopo che è saltata la trattativa con Ingrosso, finito al Sorrento. Ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, buon pomeriggio.